E per noi è anche insomma un piccolo lutto non avere più neanche il Friuli Doc e avere i bagni chimici davanti alla porta, cioè quasi una presa in giro, come avessero voluto darci una scudisciata sulla schiena. Esclusi da Friuli Doc, se non per fare spazio ai bagni chimici. I commercianti di Piazza Garibaldi non l'hanno presa bene. Sui social e ai nostri microfoni un mix di rabbia e insieme il dispiacere di perdere una tradizione che li vedeva protagonisti nelle altre edizioni dell'evento più importante della città. Cioè, non so se prenderla dal lato comico o da che lato prenderla, perché in realtà è un anno che andiamo avanti con queste dichiarazioni della giunta, la piazza, l'aggregazione, la festa, la gente felice e queste cose non si sono mai viste, cioè una piazza che ha sempre accolto Friuli Doc, dove comunque noi per tradizione da 20 anni andiamo a mangiare per Friuli Doc con tutto l'ufficio, quest'anno sai cosa? Visto che dovete fare una piazza bella, togliamo tutto, mettiamo i bagni chimici. E ci hanno messo i bagni chimici davanti alla porta, cioè veramente è una cosa inaudita. Se questa è l'idea per rilanciare una piazza, per far sì che questa piazza esploda e che prenda una vita nuova, insomma io credo che forse ci ha raccontato una storia che non era quella che volevamo sentire. Le decisioni sulla piazza, divenuta pedonale da circa un anno, non hanno mai convinto fino in fondo i commercianti dell'area, che ora attendono le prossime mosse. Ma delle risposte, ci aspettiamo che ci sia un po' di buonsenso come in tante altre scelte. Nessuno, e ripeto, l'ho già detto tante volte, nessuno è mai stato contro la chiusura di Piazza Garibaldi, ma prima di chiudere una piazza crei le infrastrutture che regnano attorno a questa piazza. In primis i parcheggi devono essere pensati prima, non poi vedremo di farli, ma se poi per quella piazza fai i parcheggi a 2 chilometri non agevoli né la piazza né i commercianti né i residenti che tangono quella piazza. Ecco.